Ciao a tutti, dobbiamo rimanere a casa? Va bene, e quindi ci alleniamo da casa. Ci serve una sedia stabile, con un piano regolare, un'alzata meglio se un po' più bassa di questa. Vi propongo un lavoro per gambe e addominali, un circuito da 10 esercizi per 8, 10 ripetizioni sul saliforte, da riprendere 3 o 5 volte. Se ho problemi alle ginocchia, all'anca, meglio non farlo, però posso scegliere uno step basso e ridurre di molto il range del movimento. Non è un allenamento per principianti, ok? Prima di tutto, sempre il riscaldamento. Sì. Tieni, tieni. 4, 3, 2, inspira, vai. Svuota. Inspira. Svuota. Inspira. Svuota. Inspira. Svuota. Stallo. Spalle e mi sposto. Gomito, aumento, 6, 7, 8, aumento ancora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, centro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e torno alla marcia, cambio di fare casse, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, step touch. Tienilo ancora più ampio. Con la spalla, con il gomito l'hai fatto prima, aumenta ancora, cambio, up. Tienilo ancora. Apri. Cambio. Alto. Dopo dietro vai. Su, vai. Quattro, 3, 2, ginocchia su. Tieni. Tieni così con le ginocchia, giù. 4, 3, 2, torna, tocco dietro. Su. Su. Rimani su. Dal centro. Giù.
Vedetelo. Pronti? Si cambia. Giù. Allinea bene la tua schiena, mantieni giù le scapole, rimani là, gira, ritorna, centro, gira, ritorna, centro, tieni, allunga le gambe, bacino, piega le ginocchia, schiena, fuori, in, fuori, in, fuori, giù bene, up, 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 vai, giù, 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 un po' più veloce, 1, 2, rimani di nuovo, guardo il soffitto, allungo bene il collo, mantengo giù le scapole, là, centro, su, up, 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 e con il fondo, vai, ricordiamoci nello squat, il ginocchio non supera mai la punta del piede, flessione dell'anca, estensione della colonna, allineamento di tutta la colonna, in, fuori, in, cresco, in, cresco, in, cresco, in, up, e là, 2, up, e là, 3, up, e là, 4, up, e vai ancora, 5, 6, 7, 8, là, bene, 1, 2, 3, 4, giù, e 1, 2, 3, 4, giù, e ultimo, stop, giù le spalle, inspiro, tiro, fuori l'aria, vai ancora, inspira, fuori, inspira, fuori, là, rimango, fuori, in, fuori, in, fuori, in, fuori, in, chiudo. Pronti per il nostro programma? Eccoci, quindi ripeto, 10 esercizi, 8-10 ripetizioni per ognuno. Scelgo una sedia, meglio se un po' più bassa di questa, stabile e sicura, con un piano lineare, meglio. Sopra bene le ginocchia o all'anca, meglio di no. Oppure posso scegliere uno step basso e ridurre il range del movimento. Vediamo assieme il primo ciclo di esercizi che poi tu potrai ripetere per 3 o 5 volte se sei forte. Noi adesso lo faremo per 8 ripetizioni per esercizio. Pronti? Primo esercizio, piegamenti, allunga, allinea gomito e spalla, ombelico dentro, allungamento aschiale.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mantieni le tue spalle verso i glutei, giro, jump, squat, tocco la sedia, 1, 2, 3, 4, 5, tocco, 6, tocco, 7, tocco, 8, su, step up, pronti, gamba destra, respira, vai, fuori, 2, 3, cresci sempre verso l'alto, anche quando scendi, 5, forza, 6, e 7, e 8, cambio subito, vado, prepara, e 1, 2, 3, 4, 5, in, fuori 6, fuori 7, fuori 8, lascio, pronti, Spiderman, là, allungamento a schiena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gomito ginocchio, laterale, 7, 8, stop, là, pronti, provo la posizione, arrotondo indietro, porto sulle gambe, braccia su, tieni bene dal centro, libretto, 1, 2, 3, tensione al collo, là, tensione ai flessori, là, 3, 2, 1, criss cross, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai, sali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ci siamo, squat bulgari, controlla sempre gli angoli del lavoro rispetto alla gamba avanti, controllo, il ginocchio non supera la punta del piede, 1, giù, lento, 2, 3, fuori l'aria, 4, fuori l'aria, attivo l'addome, 5, 6, 7, 8, rimani, ti inclini leggermente in avanti, attenzione alla schiena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rimani, piega, vai, 1, 2, attenzione alla schiena, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, sempre divertendoti, mi raccomando. Vai, controllo, allineamento, ombelico dentro, 1, 2, 3, piega il ginocchio dietro, 4, cresci verso l'alto, 5, in, fuori, in, fuori, in, fuori, inclini avanti, porta bene dentro l'ombelico e su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, piega, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e chiudo. Come siamo? Tutti a posto? Sì, dai. 10 esercizi, 8, 10 ripetizioni. A questo punto puoi ricominciare tutto da capo per 3 o 5 volte se sei più forte. Vi lascio la lista degli esercizi che abbiamo fatto, così se vuoi te li puoi scrivere e aggiungere agli altri blocchi che ci saranno in futuro. Grazie a tutti e mi raccomando, tutti insieme ce la possiamo fare.